c'è la lapide, andando verso la Fenice dalla fondamenta della Verona, proprio lì sul ponte c'è la lapide di questo partigiano, e adesso mi sfugge il nome, mi spiace, non lo so. Questo nome documenta che lui uccise questo soldato tedesco. Ma i tedeschi preferirono fare una versione, come ho detto prima, di comodo, per evitare che ci fosse una lotta un po' particolare a Venezia, che invece doveva essere una città, diciamo così, aperta. E questo ci salvò la vita, perché noi, con Gianquinto e gli altri, eravamo lì come ostaggi, ma non lo sapevamo neanche di questa versione. Io l'ho saputo molto tempo dopo, perché in realtà questo era ignorato da tutti, e questo episodio è stato ancora ignorato, perché ancora oggi non si sa che ci fu questa versione dei tedeschi, del comando militare tedesco, per delle ragioni che a noi possono anche sfuggire. Ecco, io chiudo qui, poi se avete pazienza vi racconto tante altre cose, ecco. Purtroppo ne sappiamo a non finire, perché poi ho avuto così. Ringraziamo molto Ranieri Damosto per questa bella testimonianza e avremo senz'altro altre occasioni per incontrarlo. Ecco. Ad altri, diciamo così. Grazie. Prima di dare la parola ai primi relatori volevo soltanto raccontare come è nata l'idea di questa giornata di studio, di questo seminario. Esattamente 2 anni fa, nel novembre del 2012, il Centro Documentazione e Ricerca Trentin era nato da poco, creato dall'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, e ha chiesto, fra le prime cose fatte, ha chiesto un incontro proprio con il direttore della Fondazione Querini Stampaglia, la dottoressa Marigusta Lazzari, per proporre la ricognizione di tutto il materiale riguardante Trentin e i Trentin, e anche il gillismo e l'azionismo a Venezia e nel Veneto, presente nei fondi bibliografici della Querini. E abbiamo trovato subito una risposta pronta da parte del direttore e di tutto il suo staff, di tutta l'equipe fatta esclusivamente di donne. Poi ho potuto constatare che qui c'è questo gruppo di donne molto efficiente, molto convinto del lavoro che fa, molto accogliente. Ecco, e quindi è iniziata questa collaborazione che e già allora si era parlato di poi concludere questo lavoro di ricognizione con un seminario che fosse un momento di riflessione, ecco, su questa prima tappa del lavoro. Ecco, l'altro obiettivo era quello di arrivare alla riproduzione digitale integrale della collezione dei periodici azionisti presenti qui alla biblioteca della Fondazione Querini, e così abbiamo iniziato la collaborazione, che poi è proseguita per tutto il 2013. Una collaboratrice del Centro Trentin e dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, che parlerà poi, Silvia Tortato, ha avviato questo lavoro di spoglio integrale di tutti i numeri di Giustizia e Libertà Edizione Veneta del Nuovo Lunedì, e poi grazie alla collaborazione col Comune è stata anche effettuata la riproduzione digitale di tutti i numeri di questi periodici. Siamo ora in attesa di trovare le risorse per poter mettere online il tutto e rendere poi quindi tutto consultabile. Ecco, quando all'inizio di quest'anno ricorre il 70° anniversario della morte di Silvio Trentin, abbiamo messo in cantiere delle iniziative appunto per ricordare la figura di Silvio Trentin, ma soprattutto poi per rilanciare dei nuovi percorsi anche di ricerca e di studio su Trentin e poi sul suo ambito, diciamo. Ecco,
ci siamo di nuovo incontrati con il direttore della Fondazione Querini Stampaglia e abbiamo messo appunto in cantiere la giornata di oggi, e che appunto abbiamo intitolato Stampa e pubblicistica azionista, situazione attuale e prospettive di ricerca, perché appunto su queste prospettive di ricerca, ecco, intendiamo poi proseguire questo lavoro anche di collaborazione. E ci sono questi interventi, due primi interventi del professor Gianni Cisotto e il professor Almagisti, che poi presenterò, che ci aiuteranno a contestualizzare, ecco, il Partito d'Azione Veneto dal punto di vista storiografico, dal punto di vista politico, e poi si entrerà nel merito proprio di questa stampa e pubblicistica azionista e della presenza come soggetto e oggetto, ecco, di Silvio Trentin in questa stampa azionista, cioè degli articoli di e su Trentin. E poi l'intervento della dottoressa Barbara Colli della Fondazione Querini Stampaglia, che ci racconterà di come sono arrivate qui queste collezioni azioniste e chi le ha portate e quali sono state le persone, ecco, che erano legate sia alla Fondazione Querini sia al pensiero e all'azione scusate il gioco di parole, del Partito d'Azione. Ecco, oggi quindi questo è solo una prima tappa. Speriamo che questo lavoro poi prosegua sia sul piano della ricerca che sul piano divulgativo. Agli interventi seguirà poi una piccola esposizione nell'aula didattica qui adiacente, che è piccola sì, però intanto è una cosa inedita, perché è la prima volta che vengono messi assieme materiali della Fondazione Querini Stampaglia con materiali dell'Istituto Veneziano per la storia della Resistenza e degli archivi, dei fondi privati depositati presso l'istituto. E vuole essere un po' un assaggio di quello che potrebbe essere poi un percorso più strutturato, perché la mole di materiale presente sia qui alla Fondazione Querini sia all'Istituto Veneziano per la storia della Resistenza è veramente consistente, e quindi speriamo che questo sia soltanto la prima tappa, ecco, di un percorso che potrà proseguire anche l'anno prossimo. Innanzitutto volevo poi, prima di passare la parola ai primi relatori, ringraziare vivamente tutta la Fondazione, nella persona del suo presidente, nella persona del direttore, la dottoressa Marigusta Lazzari, e poi di tutte queste donne che si sono veramente convintamente, ecco, attivate per questo lavoro prima di ricerca e ora appunto di riflessione. Innanzitutto la dottoressa Barbara Colli, che poi appunto interverrà, la dottoressa Cristina Celegon, che è responsabile della biblioteca, la dottoressa Dora De Diana, che è responsabile delle manifestazioni culturali, la dottoressa Tiziana Bottecchia e Maria Savaris, addette alle manifestazioni, e poi dell'ufficio stampa, che appunto poi ha curato sia il comunicato stampa che poi anche tutte le cose che avete visto poi entrando, la dottoressa Sara Bossi. Ecco, vorrei intanto ricordare che fra le varie iniziative messe in cantiere quest'anno per il 70° anniversario della morte di Silvio Trentin, ecco, ci sarà l'ultima iniziativa, sarà il 5 dicembre, un convegno organizzato assieme all'Università Ca' Foscari, ecco, di cui troverete poi il programma quando si passerà nell'aula didattica per l'esposizione. Ecco, l'esposizione che è stata curata da Barbara Colli della Fondazione Querini Stampaglia e da Marco Borghi, direttore dell'Istituto Veneziano per la storia della Resistenza. Ecco, e quindi saranno poi loro, assieme a Silvia Tortato, a condurvi, ecco, in questa esposizione, a mostrarvi i materiali
e così via. Ecco, passo subito a presentare i primi relatori. Allora, innanzitutto Gianni Cisotto, che interverrà sul tema il Partito d'Azione Veneto, un cantiere aperto. Ecco, Cisotto è un collaboratore dell'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza, si è occupato a lungo della storia del Partito d'Azione. Nel 2010 ha pubblicato Nella giustizia e la libertà sul Partito d'Azione di Vicenza e quest'anno ha pubblicato un libro molto interessante e molto utile, Solo uomini, che poi troverete nell'esposizione, Solo uomini di buona volontà, il Partito d'Azione Veneto, ecco, che è stato pubblicato dalla Deputazione di Storia Patria delle Venezie, che era proprio uno strumento che mancava, perché questo lavoro basato su un iter molto lungo, certosino, di reperimento, vero, di fonti, di consultazioni di molti archivi, di molte pubblicazioni, ecco, poi ha creato un testo organico, ecco, mentre prima avevamo vari testi che riproducevano anche in modo forse dispersivo, ecco, le singole realtà dell'azionismo e del gelismo nelle varie città del Veneto. Ora, appunto, abbiamo ora questo strumento di consultazione che ci è molto utile nel lavoro di noi tutti. Ecco, quindi ora la parola a Cisotto per il Partito d'Azione Veneto, un cantiere aperto. Grazie. Allora, può sembrare un paradosso o una provocazione che proprio chi ha appena pubblicato un volume sul Partito d'Azione Veneto, che traccia, come è stato detto, per la prima volta la storia complessiva del partito nella regione, dal 1942 al 1947, parli di cantiere aperto. In realtà già nell'introduzione al volume affermavo il Partito d'Azione Veneto rappresenta un cantiere di lavoro, una miniera che non ha ancora portato alla luce tutto il suo contenuto. È pur vero che il mio volume, uscito pochi mesi fa, costituisce un primo punto fermo, un primo quadro d'insieme sul Partito d'Azione Veneto con cui confrontarsi e da cui partire per ulteriori approfondimenti. E colgo l'occasione, anche proprio in questa sede, per sottolineare qui a Venezia che esso, il volume, ha coronato il sogno, il desiderio del compianto Renzo Biondo, che più volte me lo ha ripetuto nel corso dei nostri colloqui, che auspicava una storia complessiva del Partito Veneto e purtroppo non ha potuto vederla realizzata, essendo mancato proprio alla vigilia dell'uscita del mio volume. Allora, nonostante il libro, dicevo, perché un cantiere aperto? Come scrivevo, esiste documentazione archivistica solamente per le federazioni di Udine e di Vicenza, salvate quella di Udine da Oscar Luzzatto e quella di Vicenza da Licisco Magagnato. Ma le province venete erano 8, oltre a Vicenza e a Udine anche Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona. Ma per queste ultime, che sono 6, manca qualsiasi documentazione archivistica sulla vita e la struttura del partito. E ciò impedisce di poter disegnare un quadro che illumini in modo articolato la vita e l'azione delle federazioni, di tutte le federazioni della regione. Il mio lavoro comunque delinea, o cerca almeno di delineare, la struttura complessiva del Partito d'Azione Veneto fra il 42 e il 47, sicché si può affermare, per usare il linguaggio dell'edilizia, che l'edificio è completato ma mancano alcune rifiniture. Quindi un cantiere aperto in quanto appunto aperto a successive acquisizioni. Non che si speri possano riemergere carte delle altre federazioni provinciali, perché è chiaro che se ciò non è avvenuto finora è un po' difficile che da qualche parte ci possa essere materiale relativo alle altre federazioni. Allora, esaminiamo molto rapidamente la situazione attuale, cioè la struttura di questo edificio, quale emerge dalla monografia che ho appena pubblicato. Abbiamo alcuni punti fermi assodati. La nascita e il primo avvio del Partito d'Azione del Veneto, nel 42-43, con i nomi
attorno ai nomi di quelli che possiamo definire padri fondatori, quelli presenti nel 42 a Treviso e nel 43 a Venezia, come ha ricordato appunto Ranieri da Mosto a casa sua, ma voglio ricordare quelli che nell'ottobre del 42 a Treviso, nello studio dell'avvocato Leopoldo Ramanzini, diedero vita al Partito d'Azione, con la presenza di La Malfa venuto da Milano. C'erano Antonio Giuliolo da Vicenza, Luigi Martignoni e Agostino Zanon d'Albò da Venezia, Flavio Dalle Mule da Belluno, Luigi Cosattini e Fermo Solari da Udine, Norberto Bobbio e Walter Dolcini da Padova, Leopoldo Ramanzini, Bruno Visentini, Enrico Oppocher, Elio Gallina, Romolo Pedizzari da Treviso. Il fatto che fossero di più è perché giocavano in casa, ecco. Aggiungendovi poi Egidio Meneghetti, che era allora assente per ragioni che non siamo riusciti ad appurare, cioè neppure Chiara Saonara, che ha scritto una monografia su Meneghetti, ha potuto capire perché non c'era lui nell'ottobre del 42, compare successivamente. Con l'innesto successivo di Silvio Trentin, rientrato dalla Francia all'inizio di settembre del 43 e con il suo ruolo fino alla morte il 12 marzo del 44. Primo segretario regionale fu il veneziano Agostino Zanon d'Albò, sostituito nell'ottobre 43, quando fu arrestato, da Leopoldo Ramanzini, che resse il partito fino alla fine della guerra. Poi è abbastanza ben delineato il Partito d'Azione Veneto nella lotta armata degli anni 43-45. I ruoli di impegno di uomini, Trentin, Meneghetti, Solari, Martignoni, Cosattini, Calore, Zanon d'Albò, eccetera, la lista andrebbe molto aumentata a livello politico, organizzativo e militare, con i reparti di giustizia e libertà, gli esponenti presenti nel CLN della Regione Veneto e nei vari CLN provinciali, nell'esecutivo militare regionale, che poi divenne il Comando Militare Regionale Veneto. Fra i caduti, che sono anche molti, mi limito a ricordare due nomi: il padovano Otello Pighin, trucidato dai fascisti a Padova il 7 gennaio del 45, e il vicentino Antonio Giuliolo, morto in combattimento il 12 dicembre del 44 sull'Appennino bolognese. In campo di concentramento morirono, fra gli altri, Luigi Cosattini da Udine, Francesco Viviani da Verona e Bartolomeo Meloni, possiamo considerarlo veneziano, era un ingegnere sardo che lavorava alle ferrovie, ecco, a Venezia, collaboratore di Trentin. Poi, altro punto sufficientemente chiarito, il Partito d'Azione Veneto dopo il 25 aprile, cioè diciamo nell'azione alla luce del sole nell'Italia democratica, 45-47. La struttura e la organizzazione, con quelle limitazioni a cui accennavo prima relative alla documentazione, per cui il quadro è perfettamente delineato nei singoli particolari, anche composizione degli iscritti delle sezioni per Vicenza e Udine, quasi nulla, possiamo dire, per le altre federazioni. Le elezioni amministrative del 46, le elezioni della Costituente del 2 giugno, i congressi regionali. Il partito nella sua breve vita ne tenne due, uno nel novembre del 45 e uno nel novembre del 46, e gli atti sono stati conservati soprattutto a Vicenza, dove fu tenuto il secondo, il primo fu tenuto invece a Venezia, ma si è pubblicato sul giornale del partito il resoconto. I congressi provinciali, il dibattito ideologico, anche notizie sul movimento femminile, la stampa. I segretari regionali, oltre ai due che ho ricordato prima, Zanon d'Albò e Ramanzin, dopo il 45 resse la segreteria Luigi Martignoni da Venezia fra l'aprile e il maggio del 45, che lasciò quando la segreteria fu trasferita a Padova perché non intendeva spostarsi a Padova. Bruno Visentini, che aveva come vice il friulano Carlo Comessatti e il bellunese Giuseppe Gerardis, dal maggio al dicembre del 45, quando divenne sottosegretario nel governo De Gasperi. Fermo Solari, che come vice aveva Zanon d'Albò e ancora Gerardis, il quale però aveva voluto essere eletto, ci rimase di malavoglia fino al marzo del 46, quando
si decise di sostituirlo. Leopoldo Ramanzini, che tornò alla guida, con al suo fianco Enrico Oppocher e sempre ancora Gerardis, dal marzo al novembre del 46. Poi Enrico Oppocher, con a fianco il padovano Giuseppe Svirner, professore dell'Università di Padova, e l'udinese Alberto Cosattini, dal novembre del 46 al luglio del 47. E negli ultimi mesi Armando Gavagnin, veneziano, con al fianco Alberto Cosattini e Bruno Trentin, dal luglio all'ottobre del 47, fu l'ultimo segretario. Mi limito a presentare alcuni dati significativi che riguardano gli iscritti e i risultati del 2 giugno del 46, che servono un po' anche per offrire il polso, diciamo, della situazione, il quadro, ecco, globale. Nel novembre del 46 il numero maggiore di iscritti era Padova, che aveva 2.437 iscritti in 27 sezioni. Poi Venezia, 22 sezioni, 2.209 iscritti. Treviso, 36 sezioni ma appena 1.500 iscritti. Udine, 38 sezioni ancora ma 896 iscritti. Vicenza, 727, Belluno, 490, Rovigo, 394 e chiudeva Verona con 2 sezioni e 177 iscritti. Era, diciamo, il tallone d'Achille del Partito d'Azione della provincia di Verona. Il voto del 2 giugno del 46 nelle elezioni per la Costituente, il PDA ebbe una cocente delusione ottenendo appena l'1,5%, quando che negli iscritti che io ho potuto vedere anche altri articoli di giornale qualcuno si illudeva che fosse un partito di massa come il PC e la DC. A livello nazionale, ecco, 1,4 al nord, ancora meno. Nella circoscrizione di Venezia-Treviso ottenne però il 3,21, cioè il Veneto diede al Partito d'Azione percentuali superiori nettamente alla media nazionale. La circoscrizione Udine-Belluno 2,95, quella di Verona, Padova, Vicenza, Rovigo invece meno 1,29. Le province venete, che diede il maggior numero di voti, 3,68% a Treviso, 3,58 a Belluno, 2,79 a Venezia, per poi arrivare a chiudere con Vicenza 1,30 e Verona 1%. Segnalo solo, è abbastanza interessante, che in alcuni comuni il partito ottenne percentuali a 2 cifre, diciamo cose abbastanza, ecco, fuori del comune. 6 comuni della provincia di Udine, dove lì è da ritenere molto il merito di Fermo Solari, pensate 21,99% a Livo Sullo, che forse qualcuno non sa neanche dove sta, ma 19,86% a Verzenis. In 3 comuni della provincia di Treviso, per cui il 12% a Volpago del Montello, poi 2 nella provincia di Belluno, il 10,8% a Domegge di Cadore e 1 in provincia di Venezia, dove a Quarto d'Altino il Partito d'Azione ottenne il 13,8%. Ecco, ricordo così a titolo di cronaca che Venezia, capoluogo, ottenne il 3,45%, il doppio della media nazionale. Poi, altro punto chiarito, la crisi e lo scioglimento. La crisi, iniziata dopo il primo congresso nazionale del 46, trova il suo compimento nel 47, dopo il secondo